Buongiorno a tutti, buon venerdì e bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave. Come ogni mattina andremo a leggere insieme le principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Oggi in studio a Belluno, dagli studi di Piazza Piloni di Radio Piave, ci sono io, Martina Reolon. Partiamo con il Gazzettino per leggere delle notizie che riguardano la stretta che si prepara per il Veneto in merito al coronavirus, gli argomenti che sono emersi ieri durante la conferenza stampa quotidiana di Zaia. Il Veneto prepara la stretta, lunedì nuove misure ma esclusi blocchi come in Lombardia. Andiamo subito proprio a questa notizia per leggere più in modo approfondito di cosa si tratta. Siamo a pagina 3. Veneto, strette in arrivo ma niente blocco totale. Zaia prepara l'ordinanza entro lunedì, mascherine dovunque e sopra il naso, la raccomandazione, escluso lo stop ad attività e spostamenti, ipotesi video lezioni ma solo alle superiori. Ecco quindi l'articolo che è a firma di Angela Pederiva. Non sarà il coprifuoco come in Campania, Lombardia e Lazio, ma entro lunedì anche in Veneto arriverà una stretta. L'ha annunciato il governatore Luca Zaia, pur mantenendo riservo sui dettagli dell'ordinanza che sta definendo in queste ore, in quanto è in corso un approfondimento giuridico su misure assolutamente innovative, così ha detto, e sono riportate le parole testuali di Zaia. Pare comunque di capire che il provvedimento si muoverà in due direzioni: da un lato incentivare l'uso della mascherina, dall'altro dissuadere dalla formazione di assembramenti, con ripercussioni anche sull'organizzazione delle attività scolastiche, secondo quanto emerso da un vertice fra l'assessore Elena Donezzan, la responsabile della prevenzione sanitaria Francesca Russo e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. Con la seconda ondata di contagi dunque torna la stagione delle restrizioni. Peraltro le prime sono già scattate negli ospedali della provincia di Vicenza. Alla luce dell'incremento dei casi Covid, diceva appunto l'ULS 8 Berica, in via precauzionale dalla giornata di ieri sono sospese tutte le visite ai degenti ricoverati, ma in Veneto non scatterà il blocco totale dei mesi scorsi, ha assicurato Zaia, che come allora ha invece svelato di essere tornato insonne. Questi particolari possiamo anche saltarli. Meglio la mascherina per i cittadini, anziché pensare a blindare i confini tra le regioni o ai mini lockdown per mettersi il cuore in pace. Si tratta di contenere meglio i rischi di assembramento e di contagio, senza assolutamente immaginare nessun tipo di lockdown o di precludere le attività. Siamo entrati nella fase X, quella in cui non si scherza più, ha detto Zaia. Quindi il naso va messo sotto la mascherina e non fuori. Se prima lo facevate, vi do un consiglio spassionato: evitate di farlo perché potreste trovarvi sorprese. Quindi entro lunedì l'ordinanza, ed è esclusa l'ipotesi di chiusura dei confini interni. Se fermo i passaggi tra regioni, devo bloccare tutto, cioè decidere che la mia comunità è la più sana delle altre e metterla sotto una campana di vetro. Ma come posso accettare che mi arrivi un cittadino dalla Francia o dalla Germania e mettere una barriera sulla Lombardia o sulla Campania? Si è chiesto il governatore del Veneto. L'ordinanza conterrà anche novità per la scuola, pure su questo la regione non ha anticipato nulla. Già nel manuale operativo stilato a fine luglio però era stato ipotizzato l'inserimento graduale della didattica a distanza in base al livello di gravità dello scenario epidemiologico in caso di problemi negli spazi e nei trasporti, però solo per le scuole secondarie di secondo grado, quindi solo per le scuole superiori. Le video lezioni, magari a rotazione, potrebbero tornare dunque dalla seconda alla quarta superiore. Questo appunto quello che si profila a livello regionale. Per quanto riguarda la situazione nazionale, RT, l'indice di contagio verso l'1,5 è allarme. Spostamenti tra regioni, il governo valuta lo stop. Qui stiamo parlando appunto di decisioni che verrebbero prese a livello nazionale. La situazione è molto critica e Giuseppe Conte non lo nasconde, anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a Palazzo Madama. Ma prima di varare un altro pacchetto di misure attende che siano le regioni a dispiegare le proprie, senza schierare il governo contro quei provvedimenti più contestati. Al Ministero della Salute di Roberto Speranza hanno dedicato la giornata di ieri alla messa a punto di un pacchetto di misure per tenere sotto controllo i contagi e sgravare il più possibile gli ospedali. In aula il Presidente del Consiglio alla Camera ha difeso l'ultimo DPCM, ma tra alleati le differenze non mancano. Comunque ieri, per andare ai dati a livello nazionale, 16.079 nuovi contagi e 136 morti. Con questi
questa incidenza scatta la fase 3. Il PD all'interno della maggioranza spinge per misure più drastiche e uno appunto degli scenari che si stanno valutando è quello di valutare lo stop appunto degli spostamenti tra regioni. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore perché già prima di lunedì probabilmente ci saranno novità. Andiamo alla prima pagina di Belluno, quindi addentriamoci nelle notizie che riguardano il nostro territorio. La prima pagina del Gazzettino titola così: record di contagi e altri 3 morti. Quella di ieri è stata la giornata più nera delle ultime settimane. I positivi in provincia ora sfiorano quota 1000, in un giorno 92 infetti, mai successo durante la seconda ondata. I deceduti sono 2 ultranovantenni e un uomo di 73 anni. Andremo poi a leggere nel dettaglio. Sempre per quanto riguarda la pandemia, la decisione niente cortei per funerali e le prossime festività, lo ha stabilito il vescovo, che quindi blocca tutte le processioni. Andremo a leggere anche qualcosa di questo articolo. Allarme infermieri nelle case di riposo, ci serve aiuto, mancano anche operatori sociosanitari. Un appello di tutti i dirigenti alla regione. E ancora Dolomiti Bus e presidi, in questo caso parliamo di trasporto, cominciano gli incontri. E ai drive-in tamponi, ora basta la richiesta del medico. Una notizia che era stata diffusa anche nei giorni scorsi e che poi è rimbalzata di nuovo sui giornali, poi leggeremo qualcosa. Ordine dei medici, schede false ma manca il colpevole. Parliamo di una notizia che riguarda appunto la situazione, alcune irregolarità che sarebbero state commesse all'ordine dei medici per i rinnovi. È stato dimostrato che ci sono delle schede elettorali alterate, allora perché non si cerca di capire chi le ha manomesse? L'avvocato Fabio Capraro si è opposto alla richiesta di archiviazione della Procura di Belluno dell'inchiesta sui presunti brogli elettorali che sarebbero avvenuti nel 2017 durante le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi di Belluno. Si presentarono 2 liste, quella del presidente uscente Umberto Rossi e quella denominata Cambia l'Ordine. Vinse la prima per 2 voti, ma l'annullamento di molte schede portò 11 medici dell'ordine a sporgere denuncia. Cambiamo argomento e leggiamo un'altra notizia che era stata anticipata anche nei giorni scorsi. Ieri c'è stata la firma dal notaio per la creazione della società che salverà la stagione invernale in Nevegal. Nevegal 2021 acquista gli impianti, poi in primavera tocca al comune, e andremo a leggere anche in questo caso l'articolo. Allora, emergenza Covid, la giornata nera, 3 nuovi morti, positivi sono 92. Negli ultimi giorni registrata un'escalation, le persone venute a contatto con la malattia sono attualmente 997. Parliamo infatti della seconda ondata. 3 morti e quasi 100 positivi in sole 24 ore. Quella di ieri è stata la giornata più nera dall'inizio della seconda grande ondata di contagi che ha cominciato a sommergere lentamente la penisola a partire da settembre, si legge nell'articolo a firma di Davide Piol. I numeri allarmanti di nuovi positivi, uniti a una situazione che rischia di sfuggire di mano, hanno spinto il Lussuno Dolomiti a potenziare l'offerta tamponi nei 4 Covid point attivi sul territorio. Quello che dicevamo prima, quello di Belluno sarà attivo ogni giorno 24 ore su 24, dalle 7 alle 19 località Sagrogna e dalle 19 alle 7 all'ospedale San Martino. Il Covid point di Feltre sarà operativo da lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30, mentre quello a Tai di Cadore in piazzale Dolomiti da lunedì al sabato dalle 16 alle 18 e quello di Agordo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. E da lunedì ci sarà un'ulteriore novità per coloro a cui è stato prescritto un tampone molecolare o un tampone antigenico rapido da parte del medico di famiglia. Queste persone non dovranno più aspettare di essere contattate dall'ospedale, ma potranno accedere ai 4 drive-in senza appuntamento, arrivando in auto con mascherina e tessera sanitaria magnetica. All'ingresso del drive-in deve essere esibita l'impegnativa cartacea, perché serve ovviamente l'impegnativa del medico, non si può arrivare senza l'impegnativa del medico. L'impegnativa potrà essere dimostrata al personale al drive-in tramite appunto la carta, quindi il foglio con l'impegnativa del medico,
medico, ma sarà anche sufficiente la versione sul cellulare. Poi si passerà all'esecuzione del tampone abbassando il finestrino dell'auto. In caso di test rapidi, il referto sarà consegnato sul posto dopo circa 20 minuti e in caso di tampone molecolare sarà inviato un messaggio con i codici per poter accedere al referto, disponibile solitamente dopo 48-72 ore, e fino all'esito la persona dovrà rimanere in isolamento domiciliare seguendo tutte le raccomandazioni. Sempre parlando di coronavirus, trasporto scolastico, incontri tra Dolomiti Bus e i presidi, l'articolo è di Giovanni Santin. Per ora non c'è nessuna emergenza che giustifichi un ripensamento complessivo del trasporto scolastico, ma l'agenda di Dolomiti Bus è comunque fitta di incontri. La necessità di un eventuale resettaggio del sistema del trasporto pubblico degli studenti nasce dopo la promulgazione dell'ultimo decreto. Le preoccupazioni sorte subito dopo erano legate alle norme pensate per il contrasto al Covid, lì dove il DPCM parlava anche della possibilità di ritardare l'inizio delle lezioni nelle scuole superiori con ingresso appunto alle 9. L'ingresso alle 9 non c'è alcun obbligo, dice il dirigente scolastico provinciale Massimiliano Salvador. Le scuole di secondo grado non sono tutte indistintamente tenute ad iniziare le lezioni alle 9, ma questa eventualità verrà presa in considerazione solo nel caso in cui le autorità locali, regionali e sanitarie competenti comunichino situazioni di criticità. Il presidente della provincia, Roberto Padrin, dice che in prima battuta si era pensato di fare un incontro con tutti i dirigenti scolastici del territorio, ma sarebbe stata una riunione troppo affollata. La scelta quindi è caduta su una modalità diversa, indire incontri con i presidi nelle cui scuole vi siano appunto delle criticità e cercare di risolverle. E così la Dolomiti Bus con Natalia Lanza dice ad oggi non abbiamo alcuna situazione cosiddetta critica, ha detto, ma abbiamo comunque pensato di organizzare incontri con i singoli istituti della provincia. Cominceremo da quelli che hanno più alunni e quindi dalle situazioni più complesse. Quindi non è escluso che ci siano appunto dei cambiamenti e delle strategie personalizzate a seconda degli istituti. E poi ancora allarme case di riposo, mancano infermieri, tavolo tecnico ieri tra i responsabili dell'RSA della zona e l'azienda sanitaria, Maria Chiara Santin, dell'ASCA, siamo senza personale, dall'ULS assunzioni di massa, scrive sempre Davide Piol. Quindi una grande situazione di difficoltà nel reperire infermieri e OS, lo hanno detto le case di riposo, il tavolo tecnico residenzialità anziani che si è incontrato ieri in teleconferenza insieme all'ULS Dolomiti ha cercato di capire come comportarsi nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. La questione più urgente è quella relativa alla mancanza di personale. In Veneto servono circa 1500 infermieri. A livello provinciale non c'è un dato preciso, ma ogni casa di riposo bellunese ne ha urgente bisogno. Quanto agli OS ne servirebbero 350 per i prossimi 2 anni in tutta la provincia. Maria Chiara Santin, amministratore unico di ASCA, ha detto che sono 2 problemi distinti. Quello relativo agli infermieri è scoppiato all'improvviso quando l'URSS, per far fronte all'emergenza Covid, ha cominciato ad assumere in maniera massiccia portandoli via dalle case di riposo. E quindi poi questo è il primo problema, e a questa situazione si aggiungono alcune rigidità normative che impastano e rallentano il lavoro dei centri servizi. Una situazione quindi che preoccupa, visto anche il ritorno del coronavirus all'interno delle case di riposo. Ci sono situazioni molto critiche, come abbiamo letto nei giorni scorsi, come abbiamo comunicato anche sul nostro sito nei giorni scorsi, nelle case di riposo di Cortina e Ponte nelle Alpi in modo particolare, ma anche nella casa di riposo Marmarole in Cadore. Siamo ancora al tema coronavirus. Funerali e feste senza processioni. Il vescovo Marangoni, anche la Chiesa deve adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di emergenza sanitaria. Annullati i cortei in calendario per le festività dei defunti, proibite le feste familiari dopo prime comunioni e cresime. L'articolo è di Giovanni Santin. I funerali e le prossime feste religiose dei santi e dei morti si svolgeranno senza processioni. Dopo le chiese chiuse e le messe con numero di fedeli contingentato, ora arrivano altre limitazioni. La comunicazione è stata fatta dal vescovo di Bruno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, in seguito alla promulgazione del decreto dello scorso 13 ottobre. Qualche giorno dopo, in seguito a un nuovo DPCM del 18 ottobre e alle precisazioni della Conferenza Episcopale Italiana, il vescovo è intervenuto di nuovo. Quindi funerali e feste senza processioni, e anche per quanto riguarda le feste familiari, sono proibite le feste familiari dopo le prime comunioni e le cresime.
Il provvedimento non passerà inosservato. Oltre alle celebrazioni di funerali che si concludono con il corteo funebre che accompagna il feretro al cimitero, ad essere interessate sono anche le prossime festività dei santi e dei morti, appunto, che avverranno senza processione. Fatta eccezione per le esequie di un defunto, è questo il primo appuntamento che salterà nel calendario religioso della diocesi, e parliamo della Messa dei Santi del 1° novembre, che per tradizione viene seguita dalla processione sino al cimitero della parrocchia. Quest'anno questa tradizione, questo rito non si farà, come chiarito appunto dal vescovo Marangoni. Leggiamo ancora una notizia, cambiamo argomento e parliamo in questo caso del Neve Gall, e leggiamo la buona notizia, soprattutto per la stagione invernale, che sembrava data appunto per impossibile da realizzare. Invece nasce Neve Gall 2021, ecco i 4 soci per salvare il colle. Il presidente è Massimo Slaviero, Leonello Gorza amministratore, Roberto Pierobon direttore generale, Alessandro Molina il tecnico. Si chiama Neve Gall 2021 la società che acquisterà in via momentanea gli impianti del colle dall'Alpe del Neve Gall. Seggiovie e ski lift in attività o dismessi dovranno però poi essere acquisiti da Palazzo Rosso. Solo in questo modo, infatti, si potranno intercettare finanziamenti regionali e statali. L'articolo è di Federica Fant. È la condizione fondamentale che sottolinea il presidente della società, Massimo Slaviero. Noi l'impegno concreto lo abbiamo dimostrato costituendo Neve Gall 2021, ora spetta al comune di Belluno impegnarsi in maniera concreta per acquisire tutti gli impianti. È necessario un impegno formale all'acquisto di quelli funzionanti e di quelli dismessi. Il pubblico si prenda un impegno chiaro nel comprare tutte le strutture, ha ribadito Slaviero. Senza questo non è possibile per noi procedere. Ricordiamo che il comune ha annunciato che l'acquisizione avverrà in primavera. Il rischio potrebbe essere quello di ritrovarsi con seggiovie da rottamare e che obbligano al ripristino dei luoghi, una spesa non indifferente. La società Ponte, che potrebbe aprire la stagione invernale entrante, è costituita da 4 soggetti che dicevamo prima. Oltre a Massimo Slaviero, che è amministratore di Unifarco e che è presidente di Neve Gall 2021, c'è Leonello Gorza, presidente del Consorzio Dolomiti Prealpi, ma soprattutto imprenditore nel campo della ristorazione, birreria Pedavena. Ci sono poi il direttore generale, che è l'ingegnere Roberto Pierobon, che per 20 anni ha rivestito il ruolo di presidente del Collegio Veneto dei Maestri di Sci, e infine nel ruolo di direttore tecnico sportivo responsabile del personale dei rapporti con Sci Club e gare c'è Alessandro Molin, che è direttore della scuola di sci Neve Gall e rappresentante degli operatori del colle. Quindi la squadra è formata da queste 4 persone: Slaviero, Gorza, Pierobon e Molin, che per chi ci segue in video si possono vedere in foto. Nel merito della stagione 2020-2021, Slaviero annuncia che la prospettiva, una volta giunti ad un accordo formale con il comune, è permettere di sciare a prezzi competitivi per tutti. Si avverrà una promozione a 360 gradi con gli sci club. Quindi questa è la notizia che riguarda il Neve Gall. Chiudiamo il Gazzettino e passiamo al Corriere delle Alpi e leggiamo i lanci che ci sono in prima pagina. La seconda ondata, pronti 10 Covid hospital, parliamo di coronavirus. Il piano della regione: nel bellunese c'è San Martino, ULS 1, reparti già attivi, ma in caso di emergenza possiamo potenziarli. La situazione si aggrava in Veneto, salgono i contagi e Zaia dice pronti a riaprire 10 ospedali Covid. Questo si legge nel lancio. La foto di copertina è dedicata a Leonardo Del Vecchio, dagli smart glasses a Mediobanca, la sfida miliardaria di Del Vecchio. C'è un articolo a pagina 15. E poi ancora Neve Gall, la nuova società chiede rassicurazioni, l'abbiamo appena letto. Oggi ci sarà il consiglio comunale e non basta che la delibera su Neve Gall sia approvata a larga maggioranza nel consiglio comunale di questo pomeriggio, è necessario anche cambiarla, perché il comune in primavera dovrà acquisire tutti gli impianti, compresi quelli dismessi. Se non sarà inserito questo fondamentale passaggio, l'operazione messa in piedi dalla cordata composta da Massimo Slaviero e dagli operatori del colle salterà. Leggevamo prima sul Gazzettino la notizia. Altri lanci: Valvisdente, 2 anni per togliere quasi tutti gli schianti di Vaia, e c'è un articolo a firma di Stefano Vietina. Spostandosi a Feltre, Altanon, da lunedì il cantiere si sposta in via Montegrappa, ristabilito l'accesso alla COP.
E a Limana la preside del comprensivo respinge le accuse dei genitori, lasciata da sola a fare tutto. Parliamo di una notizia dei giorni scorsi, con una lettera scritta dai genitori alla preside del comprensivo, contro la preside del comprensivo per la precisione, che ora respinge le accuse e replica. Una scuola al top, siamo nel taglio basso di pagina, scelto l'ITIS Segato per far volare i kart di Barel. Piersilvo Barel si ritrova sulla rampa di lancio del successo con la sua azienda che prepara kart da far scatenare in pista e sceglie la sua ex scuola, l'ITIS Segato di Belluno, per progettare una pompa rivoluzionaria in grado di raffreddare i motori nei torridi pomeriggi estivi. Questo è il lancio, e l'articolo poi è di Ruffini a pagina 19. Andiamo all'interno, dicevamo, pagina 4, 10 ospedali Covid verso la riapertura, stretta di Zaia, ora non si scherza più, presto un'ordinanza sull'uso delle mascherine contro gli affollamenti, lo leggevamo prima. L'articolo è di Filippo Tosatto. Si andranno, Zaia ha detto che presto saranno riaperti 10 Covid Hospital Veneto, che sono quello di Schiavonia a Padova, Villa Salus a Mestre, Dolo, Jesolo, San Camillo a Treviso, Vittorio Veneto, a Belluno è il San Martino, il Sant'Orso di Vicenza, Villafranca di Verona e il Trecenta di Rovigo. C'è poi una precisazione all'interno dell'infografica proposta dal Corriere delle Alpi che si basa sulla situazione attuale, i dati aggiornati alle 17 di ieri. La fase gialla scatta quando ci sono più di 151 ricoverati in terapia intensiva o quando ci sono più di 900 pazienti Covid ricoverati in area non critica. Comporta l'attivazione dei Covid Hospital e l'attivazione progressiva dei posti attrezzati supplementari di terapia intensiva, 191 oltre ai 522 attuali, e di posti letto aggiuntivi, ordinari e subintensivi. A ieri la situazione è presto detta ed è mostrata nell'infografica del Corriere. Ora siamo nella fase azzurra, ci sono 602 ricoverati Covid in ospedale, parliamo di dati veneti, 67 sono quelli in terapia intensiva, i positivi sono 40.307 e i deceduti dal 21 febbraio sono 2.306, quindi il calcolo dall'inizio dell'epidemia viene fatto in questo caso per quanto riguarda i deceduti. Quindi può partire appunto la fase gialla nel momento in cui diventeranno più di 151, se dovessero, speriamo che non accada, più di 151 ricoverati in terapia intensiva o più di appunto di 900 pazienti ricoverati in area non critica. Andiamo alle pagine espressamente dedicate a Belluno. La prima del Corriere delle Alpi è dedicata al futuro del Nevegal che resta appeso un filo, si legge: serve un impegno anche dal Comune, la delibera di indirizzo va emendata affinché Palazzo Rosso in primavera acquisisca anche gli impianti dismessi. Leggevamo prima la notizia sul Gazzettino e anche il lancio qui sul Corriere delle Alpi. C'è stata, siamo a pagina 19, la tradizionale classifica, l'annuale classifica di Legambiente. Ponte nelle Alpi è il comune più riciclone. Nella classifica precede San Gregorio e Sedico, che cresce, ottima performance della vallata agordina. L'articolo di Alessia Forzin. Scendono 31 i comuni ricicloni in provincia di Belluno, con Ponte nelle Alpi che torna al comando della classifica stilata da Legambiente e vince il derby con San Gregorio nelle Alpi secondo. Il rapporto 2020 conferma l'ottima performance dei comuni dell'Agordino, che macinano posizioni e arrivano al 90% nella percentuale di raccolta differenziata. Cresce anche Feltre, che entra nella top 10, era 12ª lo scorso anno, e Belluno scala una posizione dalla 31ª alla 30ª. È appunto la fotografia scattata da Legambiente, che ieri a Roma ha presentato i dati dell'edizione 2020 dello studio. Una buona performance, come si diceva, per i comuni della vallata agordina. Quindi il primo comune dell'Agordino in classifica è Taibon, quinto seguono Falcade, Alleghe, Livinallongo, Agordo e poi Feltre, e dopo i comuni della vallata agordina ci sono Santa Giustina, Limana, Querovas, Sovramonte, Lamon, Alano, Seren del Grappa, Belluno e Pedavena. Poi, per chi volesse approfondire, anche sul sito di Legambiente si possono trovare tutti i dettagli relativi appunto alla classifica. Un meccanico di successo, Barel progetta a Segato una pompa rivoluzionaria. Leggevamo prima il lancio.
L'azienda dell'ex allievo va alla grande con i telai dei kart, ora lavora con gli studenti a un nuovo sistema per il raffreddamento dei bolidi. L'articolo di Fabrizio Ruffini. Dalla passione per i Clark, ad appena 2 anni dal diploma, Pier Silvio Barel si ritrova posizionato sulla rampa di lancio del successo con la sua azienda che prepara bolidi da far scatenare in pista. 20 anni compiuti da poco, Barel è passato dalle corse ai box, mettendo in campo tutta la sua passione e gli studi di meccanica che l'hanno portato in poco tempo a lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria per dar vita alla sua azienda di Cesio Maggiore, dove prepara telai e kart assemblati già richiestissimi in tutta Europa. Ieri era a Litis Segato, la sua vecchia scuola, dove ha presentato i primi risultati di una collaborazione intrapresa con una classe di meccanica per sviluppare un nuovo tipo di pompa dell'acqua capace di migliorare le prestazioni in pista, soprattutto durante i mesi più caldi dell'anno. Un lavoro di squadra che porterà grandi benefici agli studenti, ma che potrebbe essere molto interessante anche per l'azienda stessa di Barel. Andiamo avanti, saltiamo le pagine in cui c'è appunto un inserto e andiamo a Feltre e parliamo del cantiere dell'Altanon. Ci sono delle novità da lunedì. Il cantiere si sposta verso Viale Montegrappa, l'accesso all'Istituto Canossiano avverrà dall'ingresso del supermercato Lidl. Per il ritorno al doppio senso di circolazione bisognerà attendere il 2 novembre. L'articolo è di Raffaele Scottini. Doppio balzo in avanti la prossima settimana per il cantiere davanti alla ferrovia, anche se gli automobilisti dovranno avere pazienza fino a lunedì 2 novembre, prima del ritorno al doppio senso di circolazione lungo Viale Montegrappa. Lunedì scatteranno la fase 2 e la fase 3 dei lavori legati al compresso dell'Antanon, che si sposteranno nell'area della rotatoria dell'Istituto Canossiano e da lì verso la caserma dei Carabinieri, dove la circolazione resterà comunque a doppio senso di marcia. Le ordinanze del Comune sono pronte per fare chiarezza sull'intera operazione che ha rivoluzionato la viabilità con l'istituzione del senso unico fra le due rotatorie. Nella fase 1 gli operai sono intervenuti nella corsia sud di Viale Montegrappa e nella fase 2 si sono spostati sulla carreggiata a nord. Adesso le novità. La fase 3 riguarda appunto il completamento della rotatoria di fronte alle Canossiane e per questo la strada che porta all'istituto da sud verrà chiusa, spiega l'assessore ai lavori pubblici Adis Zatta. Per accedere all'istituto Canossiano si entrerà dalla viabilità che conduce alla Lidl. La viabilità davanti alla stazione rimarrà a senso unico in direzione da est a ovest, passando nella corsia nord anziché in quella sud. Quindi verrà ripristinata la consueta accessibilità alla Coop e anche la viabilità lungo Viale Piave. A scendere ritornerà con i sensi di marcia corretti, mentre in questi giorni i veicoli che scendono dal centro si trovano lo sbocco in Viale Montegrappa intercluso. Come si diceva, queste le novità, però per il ritorno al doppio senso di circolazione lungo Viale Montegrappa bisognerà attendere fino a lunedì 2 novembre, meteo e incognite permettendo. Andiamo avanti, siamo a Longarone in questo caso per una riapertura molto attesa e che è stata rimandata più volte. Via Uberti pronta per la riapertura, sarà percorribile solo verso nord. Nei prossimi mesi sarà la direttrice per andare in Cadore. Padrin, le opere da finire non interferiranno con il traffico. L'articolo è di Francesco Dalmas. Se non sarà lunedì 26 ottobre, via Uberti tra Longarone e Castellavazzo, chiusa da mesi per i cantieri Vaia, sarà aperta in uno dei giorni immediatamente successivi, al più tardi entro il 29 del mese, ha detto Roberto Padrini, sindaco di Longarone, che ha trascorso una giornata di ricognizione nei cantieri della statale 51 di Alemagna. L'impresa Deon, subentrata quella al centro del contenzioso con l'ANAS, sta ultimando i lavori necessari. Via Uberti sarà percorsa nei prossimi mesi esclusivamente da sud verso nord e sarà la direttrice di circolazione per tutti coloro che saranno diretti in Cadore. Non si entrerà più dunque in Longarone, ma si transiterà dalla fiera. Per alcuni giorni sarà utilizzabile anche l'Alemagna, ma l'ANAS, come si sa, è pronta a partire con il cantiere per la costruzione del sospirato marciapiede dalla stazione ferroviaria fino a Castellavazzo. Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di articoli prima di chiudere la rassegna di oggi. Andiamo a leggere una notizia, siamo in questo caso in Cadore, a Borca. È arrivata la briglia che metterà Cancia al riparo dalla frana. A breve il montaggio. Il direttore dei lavori, Simone Carraro, è ottimista, contiamo di concludere l'operazione entro dicembre, e l'articolo è
arricchito da materiale fotografico in cui si vede appunto la briglia Sabodam che è arrivata a Cancia e tra breve verrà messa a dimora. L'articolo di Alessandra Segafredo. I lavori sono quindi addirittura d'arrivo. Nei giorni scorsi è arrivata la struttura componibile della briglia Sabodam, l'opera principale dell'imponente lavoro di messa in sicurezza del movimento franoso che incombe sulla frazione di Borca. Tra qualche settimana è prevista l'installazione su blocco di cemento armato realizzato negli ultimi mesi. Dopodiché mancheranno solo i dettagli per il completamento del primo stralcio del progetto, che vale 4.135.000 euro. Un progetto portato avanti dalla provincia e destinato ad assicurare la mitigazione della colata detritica dell'Antelao che da decenni minaccia le abitazioni sottostanti la statale 51 di Alemagna. E rimanendo in Cadore, in questo caso precisamente in Comelico, va al Visdende un lavoro immane per portare via gli alberi schiantati. Davide Doriguzzi racconta le 1000 difficoltà, non c'erano più neanche le strade, mi pare impossibile aver quasi finito. L'intervista è di Stefano Vietina, una lunga intervista, leggiamo solo le prime righe. 2 anni di duro lavoro per liberare la Val Visdente dai tronchi schiantati dalla tempesta Vaia. Un lavoro immane, sottolinea Davide Doriguzzi, titolare della Doriguzzi Mario di San Nicolò di Comelico, che dice: se mi guardo indietro sembra quasi impossibile aver già fatto tanto, anche perché abbiamo dovuto combattere contro la difficoltà di esboscare in zone completamente devastate, in cui erano scomparse anche le strade forestali, che abbiamo dovuto ripristinare. Poi abbiamo dovuto lottare contro il cattivo tempo ed infine anche contro il lockdown causato dal Covid, che ci ha notevolmente rallentati, ma sono soddisfatto, dice Davide Doriguzzi, titolare della Doriguzzi Mario di San Nicolò di Comelico. Con questo articolo abbiamo ultimato il tempo a nostra disposizione. Vi aspettiamo domattina puntuale alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave, poco dopo anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Seguiteci sul nostro sito www.amicodelpopolo.it. A tutti un sereno venerdì e un buon fine settimana. A prestissimo, grazie per l'ascolto.